Grazie per essere qui e benvenute e benvenuti a questa seconda parte della giornata di Barcolana Sea Summit del 6 ottobre. Oggi stiamo affrontando il tema della Blue Economy e in questa seconda sessione parleremo di una precondizione per l'esistenza stessa della Blue Economy, cioè la salute del mare, la salvaguardia del mare, e quindi il titolo di questa sessione è "Sta cambiando qualcosa?". Quindi per capire come tutti gli attori coinvolti, quindi cittadini, aziende, istituzioni, possono muoversi di concerto per proteggere la risorsa base della Blue Economy e quindi del futuro di questa città e di questa regione. Io con molto piacere chiamo sul palco Corrado Clini, ex ministro dell'Ambiente, former Senior Research Fellow del Centro per lo Sviluppo Internazionale dell'Università di Harvard, che terrà un intervento dal titolo Infrastrutture verdi per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Grazie. Grazie. Credo che sia questo che fa... Ecco. Dunque, io in 15 minuti cercherò di raccontarvi quello che i dati più aggiornati ci dicono per introdurre il tema poi che verrà discusso successivamente anche della Blue Economy. Dunque, i dati, cominciamo con quelli che vedete nella prima slide. Questi sono i dati che sono stati pubblicati adesso, cioè 15 giorni fa, dall'Agenzia per l'Atmosfera e gli Oceani degli Stati Uniti, perciò l'Agenzia Governativa degli Stati Uniti, che in sigla si chiama NOAA, e sono i dati che fanno riferimento alla differenza delle temperature registrate nell'estate, perciò luglio e agosto di quest'anno, rispetto a periodo che va dal 1990 al 2020, dunque rispetto ai 30 anni precedenti. E come vedete l'immagine è molto chiara, l'aumento della temperatura è molto diffuso, l'aumento della temperatura è importante in Europa, in tutta l'Europa, nell'Europa mediterranea ma anche nell'Europa del Nord, e ha raggiunto la media, stiamo attorno a 1 grado al di sopra dei valori di 30 anni, medi di 30 anni fa, ma abbiamo raggiunto anche temperature molto più elevate in Europa, in Cina e in parte negli Stati Uniti, soprattutto nel nord, fino a 4-5 gradi superiori. Questo è un dato, cioè senza aprire discussioni chi è il colpevole, questo è un dato che abbiamo. Il secondo dato che abbiamo è quello pubblicato dalla NASA sui dati della NOAA sempre, e riguarda la concentrazione in atmosfera di anidride carbonica. Queste non sono le emissioni, è la concentrazione che si rileva in atmosfera. E siamo arrivati fino a 419 parti per milione. Come vedete, all'inizio degli anni 2000 eravamo attorno a 380 parti per milione, dunque una crescita importante. Ma la cosa che è più importante, che dobbiamo internalizzare, avere in mente, è che siamo arrivati a livelli che, come ha detto il capo della NOAA, perciò il capo dell'amministrazione degli Stati Uniti per gli oceani e l'atmosfera, siamo arrivati a livelli che più o meno sono quelli di 4-5 milioni di anni fa, il Pliocene Climatic Optimum,
e purtroppo se li confrontiamo, allora il livello dei mari era un po' più alto di quello attuale, era compreso fra 5 e 25 metri in più, ovvero la concentrazione in atmosfera di anidride carbonica, che dipende in gran parte dalle emissioni di carbonio che vengono dalle attività industriali, dai trasporti, perciò dall'inizio della rivoluzione industriale hanno avuto un aumento costante. E noi siamo entrati in una situazione che è simile dal punto di vista della concentrazione in atmosfera a quella che avevamo fra 4 e 5 milioni di anni fa. E anche questo non è un dato confortante, perché sostanzialmente stiamo parlando di una situazione che i climatologi 40 anni fa, cioè al 1980 più o meno, avevano considerato pericolosa. Loro pensavano che quando fossimo riusciti a contenere la concentrazione attorno a 400 parti per milione, saremmo riusciti comunque a rimanere in equilibrio. Stiamo andando oltre. E sempre i dati della NOAA, questi dati fanno vedere quelle che nel mese di agosto, per cui non è un dato annuale che sarebbe impossibile da descrivere, perché gli eventi climatici estremi, le anomalie sono state molto diffuse. Come vedete abbiamo dei segnali di anomalie climatiche che sono da un lato aumento delle temperature medie rilevate al suolo, dall'altro siccità, dall'altro ancora scioglimento dei ghiacci, in particolare nell'Artico e nell'Antartide, ma anche fenomeni estremi come quelli che un mese fa hanno devastato il Pakistan. E queste sono chiamate anomalie climatiche perché sono sostanzialmente, si parla di eventi che sono al di fuori di quella che è la media storica degli eventi climatici. E l'altro dato importante da considerare è che questi eventi climatici, che diciamo storicamente avevano un tempo di ritorno molto lungo, ora invece hanno tempi di ritorno molto brevi, cioè si ripetono in un intervallo di tempo molto breve. Questi sono i dati dell'estate del 2021, l'estate del 2021 in Europa. Questi sono i dati raccolti dalla Commissione europea, da Copernicus, che è il sistema di monitoraggio dell'ambiente, e come vedete abbiamo avuto l'Europa quasi divisa in due. Da un lato l'Europa mediterranea, chiamiamola, che è stata... ho sbagliato. Ecco. L'Europa mediterranea, che è stata afflitta da fenomeni intensi, ondate di calore, incendi, 800 milioni di ettari che sono andati in fumo, naturalmente siccità, e dall'altro lato abbiamo avuto questi fenomeni estremi con alluvioni e precipitazioni intense nel nord e nel centro dell'Europa. Vi ricordate tutti, credo, le alluvioni in Germania con tutti i danni che ha provocato, le morti che ha provocato. Nello stesso periodo, provocati prevalentemente dall'aumento della temperatura del Mar Baltico, che è aumentata di molto, stiamo a circa 2 gradi di sopra dei valori medi storici, che ha generato a sua volta vapori caldi che in conflitto con le correnti fredde voi non so se si legge, ma insomma sulle colline che sono al confine tra il Belgio e la Germania, hanno determinato poi gli eventi climatici estremi con precipitazioni intense e alluvioni. Questo è avvenuto nel 2021. Nel 2022 abbiamo avuto quello che viene chiamato un salto nel futuro caldo e secco dell'Europa,
Questa slide fa vedere due aspetti. Un aspetto che riguarda la scarsità di precipitazioni tra gennaio e maggio 2022 e dall'altro la scarsa umidità dei suoli, cioè i suoli si sono inariditi anche per effetto della mancanza di precipitazioni. Questi due eventi che sono nella prima metà del 2022, questa serie di eventi della prima metà del 2022, si confrontano poi con quella che è stata la siccità, che secondo l'Osservatorio europeo sulla siccità è stata la peggiore negli ultimi 500 anni. E la siccità sostanzialmente ha problematiche che sono intuibili. Da un lato sicuramente si associa ad altissime temperature, abbiamo avuto altissime temperature. In Gran Bretagna per la prima volta hanno superato i 40 gradi, ci sono stati problemi nei trasporti, ci sono stati effetti sulle linee elettriche, ma naturalmente abbiamo avuto i grandi incendi, ma poi la scarsità d'acqua ha determinato la riduzione della disponibilità di vie di trasporto interne all'Europa, in particolare il Reno, vie acque, e nello stesso tempo ha ridotto la disponibilità per la generazione di elettricità dalle fonti idroelettriche. Per esempio in Europa, in particolare in Italia, abbiamo avuto una diminuzione del 40% di generazione di elettricità dall'idroelettrico, che è una fonte rinnovabile. Senza citare gli effetti che ha avuto sulle centrali termoelettriche nucleari in Francia, dove la scarsità d'acqua ha ridotto la capacità di raffreddamento e perciò la capacità di produzione. Vado molto in fretta perché vedo che corre il tempo. Vi dico, questa è una slide che riporta i dati del panel intergovernativo sui cambiamenti climatici sull'Europa, che sostanzialmente fa le previsioni degli impatti, in particolare sulla salute, sulla disponibilità di acqua, ma anche sul flooding, sulle inondazioni, sulle alluvioni prevedibili in relazione ai diversi scenari di aumento della temperatura. Noi siamo già tra 1,5 gradi e 2 gradi, perciò potete vedere quali sono le ipotesi. Allora, prima cosa che voglio dirvi, noi siamo di fronte a eventi che si susseguono nel tempo, in tempi molto più ravvicinati, che stanno determinando danni importanti, non soltanto in termini di vite umane, ma anche in termini economici. Nel 2021 abbiamo avuto il raddoppio dei costi per gli eventi climatici estremi rispetto ai due decenni precedenti. Non sappiamo ancora quali saranno i conti che faremo alla fine del 2022. Ma quello che voglio dire è che nel documento approvato dal Parlamento europeo, oltre che dal Consiglio europeo e dalla Commissione europea, che si chiama Strategia europea per l'adattamento ai cambiamenti climatici, in premessa è scritto che anche se noi fossimo capaci di ridurre a zero le emissioni dei gas ad effetto serra, l'effetto della concentrazione in atmosfera di anidride carbonica si prolunga nel tempo e sostanzialmente non abbiamo altra scelta che non quella di difenderci dalla variabilità climatica e perciò dagli effetti che il cambiamento climatico comunque determina indipendentemente dalle emissioni. Questo è un dato che non è ancora molto presente nell'attenzione, diciamo, della politica, nell'attenzione dell'opinione pubblica, perché ci sono ancora molte discussioni sulle cause, eccetera. Però questo è un dato, come dire, consolidato. Dobbiamo difendere i nostri territori e adattarli a condizioni climatiche che sono completamente diverse dalle condizioni climatiche storiche nelle quali sono state realizzate le infrastrutture, costruite le città, fatti i porti, costruite le reti ferroviarie, fatte le fognature, eccetera, eccetera.
E allora per fare questo, per adattarsi, oltre agli interventi sicuramente importanti e necessari di carattere infrastrutturale, come si dice grigio, grey infrastructure, che richiede il cemento e il ferro, cominciano ad emergere le soluzioni per le infrastrutture verdi naturali, cioè quelle infrastrutture che, per esempio, nel caso di eventi che si prolungano come la siccità, devono essere pronte a fornire l'acqua che serve, perché l'acqua viene raccolta dalle precipitazioni estreme attraverso invasi, e poi questi invasi vengono messi a disposizione quando l'acqua serve, cosa che non abbiamo fatto. Ma ci sono molti interventi molto importanti che mettono insieme competenze tradizionali dell'ingegneria con competenze dell'agronomia, con competenze della biologia, con competenze della fisica e della matematica, ovviamente, perché si tratta di lavorare sui modelli, sui sistemi di allarme, eccetera. Io capisco che ho quasi finito il tempo e non ho ancora parlato del mare. Questa è la sintesi delle proposte dell'Agenzia Europea dell'Ambiente per avere infrastrutture verdi nelle città. Una delle infrastrutture verdi più importanti è aumentare le superfici permeabili. Le nostre città, i nostri territori sono tutti impermeabilizzati. L'asfalto, il cemento. Bisogna liberare perché l'aumento della permeabilità dei suoli consente l'assorbimento dell'acqua, evita che l'acqua scorra e eroda i suoli, perciò non generi neppure effetti positivi, come ha ricordato poco fa il presidente di Coldiretti in merito alla siccità, agli eventi climatici estremi. Si tratta di ripensare anche le città. E non è una cosa che nasce dalla fantasia, diciamo così, ambientalista di politici che vogliono cambiare il mondo, ma nasce dall'esigenza, dalla necessità di affrontare una situazione che si presenta nel modo in cui si sta presentando, senza possibilità di interpretazioni. Queste sono altre soluzioni di infrastrutture verdi urbane già realizzate. Vi dico, se mi date ancora 3 minuti, qualcosa sul mare, 2 e mezzo. Allora, che cosa sta succedendo? Noi abbiamo visto e sappiamo quasi tutto quello che sta capitando, gli eventi climatici estremi sul territorio, le alluvioni, le siccità, eccetera. Che cosa avviene nel mare? Nel mare sta avvenendo un fenomeno che si comincia a rilevare, che è stato fino ad oggi poco rilevato e poco studiato, queste anomalie della temperatura, cioè i mari si riscaldano e si riscaldano a livelli importanti sia negli oceani sia nel Mediterraneo. Questi sono i dati della NOAA di agosto 2022 che fanno vedere il livello di crescita della temperatura del mare nonostante il fenomeno della Niña. La Niña che comporta normalmente un raffreddamento, nonostante la Niña che provoca il raffreddamento nel Pacifico centrale, però abbiamo avuto dappertutto un aumento molto importante della temperatura, che è addirittura, qualcuno ha detto, brutale nel Mediterraneo. Vedete questi dati ufficiali che fanno riferimento a luglio 2022 e vedete che cosa vuol dire in termini di aumento della temperatura del mare. E queste sono le previsioni della NOAA per settembre. Allora, nei mari avviene da un lato questo aumento della temperatura molto importante, dall'altro l'acidificazione dei mari, che è determinata dall'aumento della concentrazione in atmosfera di anidride carbonica, che come sapete viene assorbita dagli oceani, ma a concentrazioni elevate della anidride carbonica aumenta la concentrazione di anidride carbonica da parte degli oceani. Questo aumento della concentrazione provoca una acidificazione
con effetti molto importanti. Questi sono i trend della acidificazione degli oceani, cioè la riduzione del pH, con effetti molto importanti sulla vita acquatica, perché l'aumento della temperatura determina un aumento e dell'acidificazione insieme, un aumento della domanda di ossigeno da parte dei pesci. Questo provoca come adattamento nei pesci una riduzione delle dimensioni che ormai si sta rilevando, ma determina anche situazioni gravissime di perdita della vita acquatica. Nell'Oceano Indiano 4 mesi fa è stata rilevata una zona che chiamano di deserto marino, cioè dove progressivamente si è persa la vita acquatica. E poi l'altro pezzo di questo puzzle è quello delle microplastiche. Le microplastiche, l'inquinamento delle microplastiche è noto, se ne parla da qualche anno. Questi sono i dati che sono stati rilevati nell'ottobre scorso in Europa, nel Mediterraneo veramente. E qual è il problema delle microplastiche? Le microplastiche si confondono per la dimensione con il fitoplancton, perciò sostanzialmente entrano nella catena alimentare, sostituiscono il plancton, che è fondamentale per la vita acquatica, e determinano quelle che sono le morie di pesci provocate dalle microplastiche. Questi sono altri dati che riguardano il tipo di vegetazione acquatica che viene colpita da questi effetti. Ecco, l'ultima, vi voglio far vedere questo. Abbiamo parlato di infrastrutture naturali verdi per proteggere i suoli. Quali sono le infrastrutture naturali verdi per proteggere la vita acquatica? Sicuramente quelle che vengono chiamate aree marine protette. Le aree marine protette, che nel nostro vissuto sono aree sostanzialmente nelle quali aree che devono essere interdette da tutti gli usi o quasi da tutti gli usi, come vedete in questa bellissima slide che riporta un lavoro pubblicato dall'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, le aree marine protette sono una fabbrica, sono il cuore di attività produttive che vanno coltivate e gestite per garantire molti effetti. E i molti effetti sono in parte di contrasto, per esempio all'aumento della temperatura del mare, per esempio di conservazione della fauna. C'è un altro studio, sempre dall'Accademia Nazionale delle Scienze, è stato pubblicato qualche mese fa, che fa vedere come la gestione delle aree marine protette può avere come effetto l'aumento della produttività in termini poi di pesca, perché quello che sta succedendo nei mari e negli oceani ha effetti disastrosi sulla pesca, effetti molto, molto rilevanti, ovviamente anche dal punto di vista economico. E allora quello che voglio dirvi, poi credo che chi vuole può andarsi a cercare e approfondire queste tematiche. Noi abbiamo un'infrastruttura verde che riguarda il nostro mare, che riguarda i nostri mari, che sono le aree marine protette, che vanno ripensate completamente rispetto a come sono state organizzate. Ho visto, mi pare che ne parlerete fra poco, che vanno pensate come aree produttive, come luoghi che servono a garantire la produttività dei mari e degli oceani, non soltanto ovviamente in termini di pesca, ma in termini anche di recupero ambientale, per esempio di riossigenazione del mare, perché l'acidificazione riduce l'ossigenazione del mare, anche di barriera rispetto al flooding, agli eventi alluvionali. Quello che sta succedendo alla barriera corallina in Australia è molto chiaro, a parte gli effetti sul colore, perché i coralli diventano bianchi, ma anche c'è una riduzione significativa
della capacità della barriera corallina di frenare la violenza del mare che arriva poi a terra e che determina gli effetti che conosciamo. Dunque siamo in presenza, e concludo, di dati molto chiari che vengono da istituzioni riconosciute, governative, e che ci dicono che accanto al grande problema di cui si parla sempre, che è quello della riduzione delle emissioni di carbonio e perciò dell'aumento delle fonti rinnovabili, della riduzione dell'uso del petrolio, del gas, eccetera, abbiamo il tema attuale, adesso, di un sistema climatico che è cambiato e che determina perciò effetti sull'organizzazione e la gestione dei nostri territori che sono stati organizzati sulla base di regimi climatici che risalgono almeno a 200-300 anni fa. E l'avete visto anche a Trieste, no? A un certo punto un pezzo di città è andata sottoacqua per un po' di pioggia. Questo è un fenomeno che si ripete sempre più frequentemente e bisogna affrontarlo. E bisogna affrontarlo in maniera tale da riorganizzare il territorio per difendersi da questa situazione, che altrimenti rischia di avere effetti che ancora non sono prevedibili. La Banca Mondiale ha pubblicato il mese scorso un rapporto sulle migrazioni climatiche, cioè sulle migrazioni delle popolazioni esposte ai rischi di eventi climatici estremi, dalle zone esposte a zone che sono meno esposte e che parlano di centinaia di milioni di persone. Dunque, ecco, siamo di fronte a questa situazione che richiede un approccio culturale, una visione e anche delle politiche che sono un po' diverse da quelle attuate finora. Perfetto, grazie all'ex ministro Clini. Ora passiamo alla seconda parte di questa sessione e andiamo un pochino più sul locale, sul contesto italiano, sulla legge Salva Mare. A 5 mesi dalla sua approvazione faremo un momento di confronto e un dialogo sullo stato di salute del mare e sugli effetti che la nuova norma sta avendo su pesca e industria. Questo è un panel organizzato dalla direzione RAI per la sostenibilità, sarà moderato da Germana Brizzolari, giornalista e conduttrice del programma Radio di Bordo su RAI Radio 1, sarà introdotto da Serena Rossetto, che è responsabile della struttura ambiente, direzione RAI per la sostenibilità, e ci saranno Raffaella Giugni, Valeria Magnani, Francesca Santoro e Arianna Mancuso. Buona conversazione. Sì, buon pomeriggio. Innanzitutto ringrazio Barcolana Sea Summit per aver ospitato questo panel. La direzione RAI per la sostenibilità ESG è nata a giugno scorso dalla direzione RAI per il sociale proprio con l'obiettivo di rafforzare la linea di azione, gli obiettivi di sviluppo, di responsabilità sociale, ambientale e di governance, non solo del piano industriale ma anche del contratto posti dal contratto di servizio. L'attenzione della nostra azienda agli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 è costante, si traduce in un'azione non solo di tipo editoriale su radiofonica, televisiva o multimediale, ma anche in un'attività di sensibilizzazione che è rivolta nei confronti dei dipendenti con la promozione di una serie di campagne, fra cui la campagna Plastic Free per la riduzione dell'uso delle plastiche appunto monouso, di cui il simbolo è proprio la borraccia che è posta accanto, verrà posta accanto alle nostre relatrici. E anche con iniziative di sostegno alle associazioni, in particolare associazioni e organizzazioni non aventi scopo di lucro, attraverso campagne di raccolta fondi, opere di sensibilizzazione o sostegno mediante riconoscimento di patrocini, come nel caso che
compone il nostro panel. La direzione ha recentemente anche promosso, insieme ad altre direzioni dell'azienda, una campagna, quella della giusta energia. Il 20 settembre è andato in onda uno spot per la sensibilizzazione, visto anche il momento storico, all'uso corretto delle risorse energetiche, e ci teniamo in particolare a sottolineare come questa sia stata un'iniziativa spontanea del servizio pubblico, senza nessun tipo di sollecitazione istituzionale, ma semplicemente determinata dalla consapevolezza del ruolo che deve avere il servizio pubblico nel comunicare e sensibilizzare su questi temi. D'altra parte anche il PRI Italia, che si sta svolgendo a Bari, ha come titolo, fortemente voluto dalla RAI a livello europeo, anche con gli altri broadcaster, di Sustainable Me. Le ospiti di oggi sono tutte esponenti di associazioni, come dicevamo, che realizzano iniziative che la nostra azienda ha supportato, e come avrete modo di vedere sono praticamente tutte donne, perché la nostra azienda ha aderito alla campagna promossa dalla Comunità Europea, la campagna No Women, No Panel, senza donne non se ne parla, un modo per bloccare le discriminazioni e perché le comunicazioni e i messaggi siano completi. Quindi non possono essere organizzati, come nel caso di oggi, dibattiti o trasmissioni radiotelevisive in cui non siano presenti le donne. In sintesi, quindi, come avete avuto modo di ascoltare, la nostra azienda non si limita semplicemente a sensibilizzare come tutte le aziende sotto il profilo del piano industriale, ma anche è la propria mission, quindi la mission di comunicazione, la mission di tipo editoriale, e in questo in particolare l'ambiente è un tema che viene trattato e che impernia un po' tutto il palinsesto. Oltre all'ambiente, in particolare, ci sono dei programmi che sono destinati proprio alla tutela del mare e quindi non potevamo che chiamare a moderare il nostro panel Germana Brizzolari, la conduttrice di Radio di Bordo di Rai Radio 1, che ringrazio per questa disponibilità, così come ringrazio le partecipanti al panel e vi auguro quindi buon lavoro. Grazie mille Serena Rossetto, responsabile ambiente di Rai per la sostenibilità ESG. Bentrovati, speriamo che ci raggiunga anche qualcun altro, che abbiamo tante cose interessanti da dire, da raccontarvi, anche da sollecitare un po', quindi è bene che siate presenti il più possibile. Allora io do il benvenuto, abbiamo detto quasi tutte donne, dopo però la parità di genere sarà compensata, perché abbiamo anche un esponente maschile, ragazzi. Bene, è stato eccessivo. Io ovviamente ci conosciamo bene perché amiamo il mare e quindi ci diamo tutte del tu, è una cosa che sembra informale ma ha tanta profondità. Io allora comincio salutando Raffaella Giugni, buongiorno, un po' più in mezzo perché è veramente scomodo, responsabile relazioni istituzionali di Mare Vivo. Poi abbiamo Francesca Santoro, Programma Specialist Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO, promotrice della campagna Decennio del Mare, ben trovata. Arianna Mancuso, biologa e ecologa marina del Fano Marine Center, Università di Bologna. E infine, ultima ma non ultima, Valeria Mangani, presidente della Sustainable Fashion Innovation Society, moda e design ecosostenibili. Allora, io faccio una premessa, abbiamo già sentito l'ex ministro Clini di parlare di sostenibilità, mare, terra. Il nostro futuro non può non passare dalla tutela ambientale, dalla sostenibilità e dalle iniziative che noi come singoli individui e le politiche che vengono messe in atto attuino sul mare, perché senza mare, come No Women No Panel, senza donne non se ne parla, ma senza mare non si va da nessuna parte. Il mare, sappiamo, copre più del 70% della superficie della terra, ci dà un respiro su due, cioè ogni respiro su due che facciamo lo dobbiamo al fatto che il mare libera ossigeno, però noi lo inquiniamo pesantemente. Un report del WWF segnala che solo in un anno 229.000 tonnellate di plastiche sono state liberate nel Mediterraneo. L'ho letta parecchie volte questo numero perché volevo essere sicura di aver capito bene, una cosa mostruosa. Ovviamente sappiamo anche che il mare però assorbe l'ossigeno, sì, ma ci fornisce anche il nutrimento, ci passano le merci, quindi è un bene da tutelare a tutti gli effetti. Lo stavamo dicendo nella presentazione, poco tempo fa, 5 mesi fa, la legge Salva Mare,
disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare, la 6022. È una norma che mette un bel primo mattone per la salvaguardia del nostro mare. E allora cominciamo subito a chiedere a Raffaella Giunni, responsabile delle relazioni istituzionali di Mare Vivo, un bilancio, un po' di numeri, un bilancio, e che cosa si faceva prima della Salvamare e perché è stato importante che ci sia stata finalmente. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto vorrei ringraziare RAI per la sostenibilità, perché come dicevamo prima, fuori da questo panel, il ruolo della comunicazione è fondamentale per il successo di tutte le nostre campagne e per avere un vero cambiamento per il futuro. Per cui grazie a RAI per la sostenibilità, per l'impegno che ha verso i temi ESG. La legge Salvamare è una legge importantissima, è la prima volta che si ha una legge veramente concreta, operativa, per poter cambiare veramente delle cose rispetto all'inquinamento del mare. Uno dei temi fondamentali, come tu dicevi, è il recupero della plastica dal mare. Infatti finora la plastica recuperata dal mare era considerata un rifiuto speciale e quindi non poteva essere portato a terra e smaltito, e questo è un danno enorme, perché purtroppo oggi, per fortuna non sappiamo, nel senso che le reti sono piene di plastica, purtroppo, perché questo è causa di un terribile overfishing che purtroppo ha depauperato il nostro mare, e dall'altra appunto tutta questa plastica che però non poteva essere portata a terra ma doveva essere in teoria rigettata a mare. Questo è stato fatto per tanto tempo, poi ci sono state per fortuna tante iniziative sul territorio di Fishing for Litter, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, moltissime regioni si sono proprio date da fare in questo senso, con delibere comunali, quindi dal punto di vista territoriale c'è stato un grande movimento e quindi si è cominciato a riportare a terra la plastica dal mare. Chiaramente questi sono soltanto esempi, a macchia di leopardo, invece era necessario avere una legge che potesse unificare tutto il territorio nazionale su questa cosa, e quindi la legge Salvamare ha trasformato, ha cambiato i rifiuti, che non sono più rifiuti speciali ma rifiuti equiparati ai rifiuti delle navi, che quindi possono essere smaltiti nei porti. Però qual è il problema? Tu dicevi a che punto siamo. Allora, questa legge, questo è solo uno dei punti importantissimi, l'altro che lasciami citare, poi ce ne sono tanti, l'educazione, la sensibilizzazione, poi magari ne parliamo dopo, però un altro importantissimo sono gli sbarramenti alle foci dei fiumi, un altro modo per arginare la plastica prima che arriva al mare. È un modo anche più economico, perché una volta che è arrivata al mare diventa dispendiosissimo recuperarla, a parte appunto molto difficile, e quindi questi sbarramenti ci permettono di recuperare la plastica prima e di farla entrare in un Tevere, sistema, per esempio, ne hanno organizzati parecchi. Sì, in un sistema di economia circolare. Sono stati fatti vari progetti pilota, anche Mare Vivo ha fatto un progetto sul fiume Sarno tanti anni fa, adesso sul Tevere, quindi è un sistema che funziona, e questa legge appunto ha anche assegnato dei fondi per poter mettere degli sbarramenti. Ma qual è il problema? Che non abbiamo i decreti attuativi, quindi in realtà la legge, che sembra un po' una cosa sentita, no? Esatto, Come dire, l'abbiamo sentita questa dopo cosa del 4 anni di lavoro proprio di tenace lavoro da parte di tutti, è stata approvata ma non ha i decreti attuativi, quindi effettivamente non tanto è cambiato rispetto a prima, quindi rimane tanto lavoro sul territorio fatto appunto dalle regioni piuttosto che dai comuni individualmente, ma purtroppo non c'è. Serve accenderla questa legge Salvamare. Esatto. Gli operatori del settore, i pescatori in primis, come l'hanno colta? Comunque come un segnale perlomeno delle istituzioni. Sì, è un segnale positivo, perché per loro è un problema avere queste reti tutte piene di plastica e non sapere esattamente cosa farne. Quindi diciamo che per i pescatori e per operatori marini è una cosa importante. Si deve fare di più. Si deve fare di più, si deve fare molto ci sono di dei più. temi, poi ne parleremo con tutte le nostre ospiti, ci sono dei temi che sono stati stralciati, che invece sarebbe bene che venissero ripresi, poi parliamo anche di economia circolare. Arianna Mancuso, biologa, ecologa marina dell'Università di Bologna. Io qualcosa sul mare l'ho detto all'inizio. Insomma, mi ha anche abbastanza spaventato l'ex ministro Clini, il Mediterraneo più 4 gradi solamente nel 2022, livello del mare tra 5 e 25 metri più basso a livello internazionale. Sono dati mostruosi anche per un profano o semiprofano. Però tu, da biologa e quindi da ecologa, dici perché il mare è così importante.
per tutti noi, sempre, tutti i giorni. Esatto, per tutti noi, e poi noi che possiamo dire di avere la fortuna di avere un paese che ha tantissimi chilometri, quasi 8.000 chilometri di coste affacciati sul mare Mediterraneo, che è un mare unico al mondo, un mare davvero particolare, perché nonostante occupa una piccola porzione di quello che è il totale della superficie occupata dall'acqua, occupa più o meno dell'1%, in realtà ospita un'incredibile biodiversità, cioè tantissime specie marine e organismi che sono presenti solo e unicamente nel nostro mare. Si dice che sono delle specie endemiche. Ci sono varie stime che dicono insomma, tra l'8 e addirittura anche al 13-15% di specie che vivono solo ed esclusivamente nel nostro mare. Tipo la Posidonia oceanica, che è una pianta marina molto molto importante, fondamentale, perché innanzitutto produce ossigeno, come tu hai anticipato prima, il mare è in grado di produrre il 50% dell'ossigeno, quindi un respiro su 2 che noi facciamo deriva dal mare. Ma non solo, gli organismi vegetali, quindi anche quelli presenti in mare, assorbono l'anidride carbonica, che abbiamo visto prima presentata dal professore, è uno di quei gas, non il più famoso gas, che ha un effetto alterante del clima. Ma non solo, il mare in generale ci nutre, ovviamente, come abbiamo detto, e va anche a mitigare quello che è il clima, regolando molto i fenomeni atmosferici. Di questo è un aspetto, secondo me, che stiamo iniziando a vedere sulla nostra pelle, perché spesso quando parliamo di mare, soprattutto magari per chi non lo conosce bene, sembra che il mare stia bene, lo vede lì, tutto tranquillo, abbiamo un po' una poca percezione di quelli che sono gli impatti e le problematiche che il nostro mare sta avendo. Basta solo fare il confronto invece con quello che è stato l'impatto della percezione del rischio che abbiamo avuto per esempio nella pandemia. Invece per quello che concerne il mare non abbiamo questa percezione del rischio, invece il nostro mare è veramente bombardato da tantissime minacce, dall'aumento di temperatura, dall'aumento di acidificazione, come ha detto prima il professore, dall'inquinamento. Ora noi parliamo di plastica e rifiuti, ma in realtà c'è una infinità di forme di inquinamento che il mare purtroppo deve subire, inquinamento acustico, inquinamento luminoso, inquinamento da contaminanti chimici. Quindi veramente il nostro mare è in pericolo, siamo in una situazione critica. Quanto è grave? Purtroppo dobbiamo agire subito. Quanto è grave questa situazione? Perché spaventiamo un po', perché come siamo stati spaventati nella pandemia, il mare ha avuto un certo effetto, però insomma spaventiamo un po'. È molto grave perché la salute del mare è strettamente correlata alla nostra. La salute del mare è fondamentale per noi dipendiamo dal mare, appunto come ho detto, per l'ossigeno, per il clima, per il nutrimento, per tutta quella che è anche la blue economy, per cui poi siamo qui oggi, quindi tutto quello che è l'economia che gira intorno anche al mare. L'Italia dal turismo, perché senza il mare siamo anche il più turismo, terra-terra, no? Al di là della salute ovviamente che è il fulcro del nostro discorso, però se vogliamo essere un pochetto più materiali, anche il turismo. Sì, quindi se non facciamo qualcosa adesso, la nostra salute sarà sicuramente impattata. Non c'è dubbio. Allora, adesso allarghiamo un po' il discorso. Sposto questa testa. Va bene. Allora, Francesca Santoro, abbiamo detto, Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO ed è promotrice della campagna Decennio del Mare. Allora, abbiamo detto in Italia, abbiamo visto anche insomma la situazione generale, a livello internazionale, il problema dell'inquinamento marino. Come è percepito? Quanto ci si fa caso? Cioè, sono un po' più spaventati di noi? Beh, intanto anch'io ringrazio per l'invito, per questa opportunità di parlare di mare e oceano, che è sempre per me importante, proprio perché alcuni di questi temi vengono analizzati, citati quotidianamente, altri magari sono un pochino più dimenticati, ci si concentra magari su alcune cose, però è importante avere più un approccio olistico, integrato, raccontare veramente quanto, come diceva Arianna, sia importante il nostro mare per la nostra salute, economia e veramente direi per la stessa sopravvivenza della nostra specie su questo pianeta. A livello internazionale, questo direi il 2022 possiamo dire che è stato un super anno per l'oceano, perché abbiamo iniziato con direi evento quasi epocale, possiamo dire, rispetto a questo tema della plastica, perché alcuni Stati membri, 173, hanno deciso di iniziare a negoziare un trattato
internazionale binding, quindi un trattato che poi costringerà i paesi firmatari ad implementarlo proprio per eliminare la plastica. Quindi questo è stato un tema di cui parliamo da tantissimi anni, ma c'è stato un consenso internazionale finalmente per iniziare questo tipo di negoziazione e si prevede di arrivare alla fine di questa negoziazione entro il 2024, quindi comunque abbastanza vicino, con una tempistica abbastanza vicina. Poi abbiamo avuto la seconda conferenza delle Nazioni Unite sull'oceano, rimandata di 2 anni a causa della pandemia. È stato un grandissimo successo, basti raccontare che nella prima avevamo 1500 delegati, in questa abbiamo avuto 6000 delegati con 24 capi di Stato e di Governo, quindi un grandissimo segnale da parte del... So che si sta preparando la Carta dei diritti degli oceani, assolutamente legata di Ocean Race a Genova. Esistono diciamo, per me che mi occupo di questi temi da 25 anni, quello che posso dire, l'innovazione che osservo è la presenza di vari attori, mentre prima questo era un tema molto di nicchia fatto dai ricercatori o da coloro che erano veramente impegnati a livello internazionale o che avevano il mandato, come noi dell'UNESCO, di occuparsi di questi temi. Ora vediamo nuovi attori che hanno non solo voglia di, ecco prima scorrevano delle slide sul greenwashing e bluewashing, non solo voglia di magari, come si dice, dire ok ci siamo anche noi, ma veramente impegnarsi, fare e imparare, cosa che per me è fondamentale, ascoltare gli esperti e fare in modo che poi quel sapere prodotto dai ricercatori venga trasformato in azioni concrete, che è quello di cui abbiamo bisogno. Attraverso anche una corretta informazione, e campagne come il Decennio del Mare sono secondo me assolutamente importanti in tal senso. Assolutamente sì, io mi occupo di coordinare a livello globale un programma di educazione all'oceano, quindi sicuramente questo è quello che faccio quotidianamente e soprattutto, come dico sempre, io non sono mai quella che dice questo è giusto e questo è sbagliato. A me piace dare gli strumenti alle persone per essere in grado di capire quello che ci viene raccontato. Nel momento in cui noi siamo in grado di capire quello che ci viene raccontato, anche i numeri, molto spesso i numeri vengono usati in maniera impropria. Si può far dire qualunque cosa. Io ho una laurea in economia bella nascosta nel cassetto e potrei far dire qualunque cosa a un report che mi viene fornito. Quindi... Esattamente, proprio questo. Però se gli attori sociali, i cittadini, le associazioni non governative sono in grado di comprenderli quei numeri, allora poi sono in grado di prendere le decisioni in maniera più consapevole. Quindi quello che noi facciamo con il Decennio del Mare, che è un decennio delle scienze del mare per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, è soprattutto ovviamente riempire dei buchi di conoscenza sull'oceano, perché l'abbiamo mappato ancora solo a circa il 23,4%, quindi ancora pochissimo. Però soprattutto di fare quel lavoro che dicevo prima, prendere questo sapere scientifico e trasformarlo in azioni concrete. Quindi Fate vedere una cosa, abbiamo mappato solo il 23%, nell'altro 67% cosa ci sta? Anzi 77%, cosa ci sta? Cosa si può pensare? Spesso non lo sappiamo ancora, sembra ci sia ancora 1 milione di specie da scoprire, quindi diciamo poi nel punto più profondo del mare, che è la fossa delle Marianne, ci sono state ancora solo 3 persone, quindi ce n'è, diciamo, forse più nello spazio. È anche un bel, insomma, come dire, una bella sfida per scoprire e anche inventarsi dei lavori in questo senso. Assolutamente. Perché, pensa che altro bacino, è il caso di dire, si apre in questa maniera. Assolutamente, infatti io andando spesso nelle scuole, parlando ai ragazzi, agli studenti di tutta Europa, di tutto il mondo, racconto sempre intanto che non devi per forza fare il ricercatore per salvare il mare, ecco, puoi fare il giornalista, puoi fare l'artista, puoi fare l'economista. Le installazioni che ti fanno vedere le plastiche trovate, cosa hanno fatto, cosa possono diventare. Puoi essere esperto di diritto internazionale, assolutamente importante. Adesso continuiamo la nostra chiacchierata, facciamo un giro. Allora, Valeria Mangani, presidente della Sustainable Fashion Innovation Society, che è la più grande community europea di moda e design ecosostenibile, con più di 2000 brand iscritti, no profit ovviamente. Allora, abbiamo parlato ovviamente di persone che sono attente alla parte della salute del mare dal punto di vista proprio del loro lavoro. Il mondo produttivo invece è attento a questa attenzione? È attentissimo, e anzi dobbiamo dare merito alla moda di essere, se vogliamo, quasi maieutica in questo, perché devi sapere, Germana, che praticamente sono
miliardi, veramente, le particelle di microfibre che vengono rilasciate negli oceani annualmente. Si parla di 10 milioni di bottiglie di plastica, di presenze di plastiche negli oceani e di 500.000 di microfibre. Di queste 700.000 tonnellate sono rilasciate dalle lavatrici domestiche, perciò noi come consumatori inconsapevoli abbiamo una grande responsabilità. Ma infatti la moda poi è anche un brutto, certo. diciamo, un brutto record, perché è il secondo settore più inquinante, però al mondo, dicono, perché comunque naturalmente è dovuto a queste microfibre che vengono rilasciate con i lavaggi e anche alle tinture, naturalmente, che ora ci sono i filtri sia per le tinture, ma dovremmo applicare dei filtri anche nelle nostre lavatrici, negli elettrodomestici. Dal punto di vista proprio della produzione, invece, cosa riuscite a realizzare? Dal punto di vista della produzione, guarda, c'è un virtuosismo eccezionale che sta creando la moda, specialmente negli ultimi anni, da quando si era detto a livello legislativo che sarebbe stata dismessa la plastica, no? Ci ricordiamo tutti un momento prima del Covid che tutte le fabbriche di plastica sarebbero, diciamo, state chiuse perché dovevamo utilizzare solo la plastica che già era presente nel pianeta, sul pianeta, ma soprattutto sotto l'acqua del pianeta, perché sono miliardi le bottigliette di plastica che sono presenti negli oceani, fino a creare isole galleggianti. Allora tu devi sapere che se noi vogliamo fare una maglietta, ricavandola dalle bottigliette, bastano 100 bottigliette. È bellissimo, perciò se vuoi fare invece una giacca, bastano 100 grammi di reti pescate dai fondali oceanici. Perciò c'è questo virtuosismo che attua la moda, ripulendo il mare e facendocelo indossare. I latini dicevano habitus decernit habitu, perciò l'abitudine naturalmente ci più faceva. di voi che spinge le tendenze, Noi diciamo, sì, come riesce a promuovere il sì. fatto che il riciclo, l'economia circolare, Sì. quindi riutilizzare, non il consumismo bieco, lo Sì. compro, lo uso, lo butto, no, lo posso riciclare, lo posso riutilizzare, il ciclo di vita del prodotto si allunga, quindi addirittura la rete, che non nasce come certo vestiario, però può diventarla e può essere molto fashion, può essere molto... L'economia circolare è alla base di tutto, ora si parla addirittura di circular by design, perciò deve iniziare da quando tu pensi un abito in maniera circolare, dal disegno, poi diventa circolare in filiera produttiva e fino al end of life, che è molto importante per andare poi in una seconda vita, perciò nel riutilizzo del second hand. Questa specie di rivoluzione che sta partendo è nata dal basso, dalle persone, dalle piccole singole aziende produttrici o a livello un po' più alto? Cioè spinge da su o spinge da giù? Guarda, è una sinergia a tre. Io credo che tutte le rivoluzioni, come sempre, partano dal basso, ok? Però, detto ciò, la Sustainable Fashion Innovation Society fa un grandissimo lavoro di consapevolizzazione del consumatore, cioè perché quando tu compri una maglietta, tra una normale maglietta, una t-shirt e una sostenibile, devi scegliere quella sostenibile. Cosa vuol dire quella tua scelta in quel momento per il pianeta? Ecco, il consumatore deve essere informato di questo, è una cosa fondamentale. Poi vediamo, per esempio, l'Italia è un lungo stivale, no? C'è tanta consapevolezza, per esempio, a Milano, ma già a Firenze, Roma, Napoli non c'è. Perciò il consumatore... Qua possono intervenire gli influencer, qua devono assolutamente metterci carico da 11 perché spostano milioni di utenti e consumatori. Poi mi racconterai perché c'è una gran bella influencer che so. Allora, torno da Raffaella Giugni. Abbiamo sentito economia circolare e tu prima parlavi di scuola, educazione. Questo è ancora un po' lontanuccio, secondo me, come concetto nella massa delle persone. Proprio il riciclo, nella banalità di casa forse qualcosa sì, però a livello proprio strutturato delle imprese manca un'educazione a questo.
Sì, c'è tanto bisogno di educazione, infatti Mare Vivo da sempre si occupa dell'educazione nelle scuole proprio perché è dall'età scolare che bisogna imparare come comportarsi. La legge Salvamare in questo ci aiuta perché effettivamente uno degli articoli parla proprio dell'importanza di inserire l'educazione ambientale e al mare all'interno del programma scolastico, che è uno dei nostri obiettivi da tanti anni. Adesso l'anno scorso è stata introdotta l'educazione civica, quindi abbiamo una speranza, perché tra l'educazione civica e la legge Salvamare, che in qualche modo stimola e impone anche a parlare di ambiente e di mare, sicuramente arriveremo anche a questo, perché l'educazione deve partire dal basso. Avete progetti anche di andare proprio nelle scuole, fare convegni Assolutamente, dedicati? noi facciamo tanto lavoro nelle scuole proprio perché è importantissimo, ma è importante anche fare attività non solo dentro l'aula ma anche outdoor, fuori, per vedere, per capire, per toccare con mano quelle che sono le conseguenze delle nostre azioni sull'ambiente. E come nelle scuole la stessa cosa va fatta attraverso le campagne di sensibilizzazione, naturalmente, quindi spiegare alle persone quali sono gli impatti che i gesti che fanno appunto hanno per l'ambiente. Piccoli gesti, grandi crimini. Piccoli gesti, grandi crimini. Oggi proprio parleremo della chiusura del terzo anno di questa campagna contro l'abbandono così con la cicca. Sì, dei mozziconi di sigaretta e dei piccoli rifiuti nell'ambiente. Purtroppo sono gesti che per molti di noi sono automatici, fatti anche con inconsapevolezza, perché non sappiamo qual è il danno che effettivamente questo nostro gesto causa all'ambiente. Se pensiamo ad esempio un mozzicone continua a rilasciare sostanze nocive anche da spento e non è biodegradabile. Questa per esempio è una cosa che tante persone non sanno. Rimane per questo, la microplastica, esatto, microcomponenti si sminuzza in tantissime microplastiche che poi vengono ingerite dagli animali marini e finiscono nella nostra catena alimentare. Quindi non è solo un danno per l'ambiente, perché come diceva giustamente prima lei, il danno viene fatto a noi, quindi all'essere umano, perché tutto poi torna all'uomo e quindi è importantissimo anche su questo. Come reagiscono? Perché i bambini normalmente sono delle grandissime spugne, no? Quindi quando tu gli fai capire l'importanza di non fare il gesto di buttare la gomma, magari nel caso dei più piccoli, invece che la sigaretta o comunque la cartaccia o la plastica, e anche le campagne di sensibilizzazione, poi torna indietro, quindi diciamo che c'è anche un tessuto che abbastanza recepisce. Assolutamente, i bambini sono bravissimi, tant'è vero che i genitori non amano molto questa cosa perché vengono fanno le sgridati dai lezioncine, bambini certo. sempre. No, i bambini in questo sono bravissimi. Il problema è che non possiamo aspettare che questi bambini diventino adulti, quindi la sensibilizzazione deve essere fatta a tutti i livelli per tutte le età, perché purtroppo non abbiamo tempo e quindi questi cambiamenti devono succedere subito. E dobbiamo darci da fare. Allora, Arianna Mancuso, abbiamo detto biologa, Università di Bologna, abbiamo fatto un bel quadro fosco, quindi un po' abbiamo spaventato le persone, però cercare di dare una speranza. Qualcuno dice che questi effetti sul mare non sono reversibili, qualcun altro per fortuna dice che sono reversibili, quindi c'è ancora tempo per tornare indietro e migliorare. Tu che ci dici? Sì, sicuramente bisogna essere positivi e ottimisti in questo. Anch'io credo che in qualche modo si possa non tornare indietro, ma creare probabilmente nuovi equilibri, cercare di riparare, risistemare i danni che obiettivamente abbiamo fatto, anche perché sappiamo che il mare, come tutta la natura, sono molto più resilienti e molto più forti di noi, quindi sono in grado da soli di quasi ripararsi. Noi certamente possiamo dargli una mano, perché abbiamo capito che dobbiamo agire adesso e fare qualcosa adesso, quindi sicuramente non possiamo continuare a mantenere i comportamenti che abbiamo avuto finora, quindi a partire dall'inquinamento non possiamo più continuare a inquinare come adesso, ma anche, mi viene da dire, a mangiare, non possiamo più continuare a mangiare come adesso. Anche sul mangiare si inizia a creare un dibattito abbastanza importante su quello che è una dieta che può essere considerata sostenibile. La pesca ecosostenibile anche. La pesca sostenibile. L'attenzione ai momenti di fermo. Esatto, perché il Mediterraneo ricordiamo che è uno dei mari più sfruttati al mondo, cioè oltre il 61% è sovrasfruttato e quindi in quelle condizioni il mare non ci può neanche dare nutrimento a noi. Quindi, come diceva anche prima il professore, creare per esempio delle aree che possano in qualche modo restare protette, in cui l'uomo evita qualsiasi contatto, qualsiasi impatto, così che il mare possa da solo
tornare, diciamo, a riequilibrare il suo stato e quindi a anche tornare a una salute che poi possa essere produttiva anche per noi, appunto, sia in termini di cibo ma anche e soprattutto in termini di ossigeno. Se tu dovessi dire 3 regole, invece che un decalogo facciamo 3 regole che sono di meno, che ognuno di noi può fare tutti i giorni con estrema semplicità ma che hanno un grande impatto, quali daresti? Allora, questa è una domanda molto difficile perché io credo che no, perché ultimamente vedo che bisogna, per esempio, come abbiamo detto prima anche Raffaella, l'educazione è molto importante, la comunicazione, la divulgazione. Quindi la prima regola che io darei è cercare di avere sempre una curiosità, un interesse, un'attenzione particolare, in questo caso verso il mare. Quindi cercare di appunto avere quella conoscenza che ci permette di sensibilizzare noi stessi poi ad avere dei comportamenti proattivi per l'ambiente. Quindi sicuramente questa è la prima regola. La seconda regola è quella di, una volta che ci siamo in qualche modo educati, cercare di mettere in pratica quello che abbiamo imparato. Mi viene difficile dare delle regole ferree perché purtroppo la sostenibilità è un tema immenso ed è in continua evoluzione. Anche i ricercatori continuano a studiare su quello. Faccio per esempio l'esempio di quello che è venuto alla luce qualche giorno fa sul confronto tra utilizzare una borraccia come questa o utilizzare una bottiglietta di plastica. Ci sono degli studi recentissimi su dei ricercatori che studiano il life cycle assessment, cioè valutano tutto il ciclo di vita dei prodotti, che hanno portato alla luce come in realtà non è sempre vero che sia migliorabile utilizzare una borraccia piuttosto che una bottiglietta di plastica, ovviamente considerando poi che lo smaltimento della bottiglietta di plastica sia fatto Famoso ciclo di vita del prodotto, perché poi comunque finisce, va smaltito come i pannelli fotovoltaici. C'è stato parecchio dibattito su questo, sicuramente energia pulita, però oppure le auto elettriche, queste batterie, e poi perché è molto complicato, questo che diceva Arianna Mancuso è assolutamente tenere sempre presente, perché non bisogna fissarsi su un orizzonte breve, ma allungare il più possibile nel tempo, perché così vedi l'effetto nel medio termine. Il fine vita è diventato fondamentale. Sì. Esatto, perché comunque tu cosa fa questa bottiglietta? Giustamente, adesso sicuramente sarà meglio che le 500 che ci beviamo in un anno ognuno di noi, però forse si può fare ancora meglio, e quindi la proiezione verso il futuro dei ricercatori e dello studio è sempre importante e rientra un po' nella tua educazione. Il primo tema, il primo punto che dicevi delle regole, quindi l'educazione è anche questa, anche la formazione. Allora invece torniamo da Francesca Santoro. Abbiamo detto Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO. Che fate? Abbiamo un compito abbastanza facile, che è coordinare la ricerca oceanografica a livello globale. Una cosetta. Una cosetta, diciamo, che ci tiene occupati, direi. Siamo l'Organizzazione delle Nazioni Unite che ha il compito appunto di coordinare la ricerca oceanografica a livello globale e anche e soprattutto di fare in modo che tutti possano avere le stesse possibilità di partecipare alla ricerca oceanografica. È una ricerca molto costosa, la ricerca oceanografica. Un giorno in nave, in campagna oceanografica può costare 30, 40, 50, anche più 1.000 euro, quindi molti paesi non sono in grado. Quindi voi invece sovvenzionate in maniera tale che, dico adesso verrò uccisa, l'Angola possa partecipare. Esatto, e organizziamo sempre, costantemente, anche corsi di formazione proprio per quei giovani ricercatori che magari vengono da paesi dove non esiste per esempio un corso di oceanografia all'università, quindi facilitiamo anche scambi tra diversi paesi in modo che tutti, ripeto, possano avere le stesse possibilità di partecipare alla ricerca oceanografica, perché chiaramente quella è la base, come dicevamo, della nostra conoscenza dell'oceano.
all'oceano. E poi altra cosa, ovviamente, chiaramente lavoriamo per fare in modo che i risultati delle ricerche scientifiche diventino politiche, nel nostro caso chiaramente politiche internazionali, però lavoriamo molto all'interfaccia tra scienza e politica, e ultimamente anche sul tema, appunto, come dicevo, dell'educazione, grazie a questo nostro grande programma che si chiama Ocean Literacy, quindi letteralmente alfabetizzazione all'oceano, che ho la fortuna di coordinare e che appunto prima veniva citato il tema dell'introduzione delle scienze del mare nei programmi scolastici. La nostra direttrice generale, la signora Azoulay, ha, in occasione del One Ocean Summit quest'anno promosso dal presidente Macron, fissato un obiettivo, ha detto entro il 2025 vogliamo che tutti i nostri Stati membri, quindi stiamo parlando di 193 Stati membri, includano nei programmi scolastici l'educazione all'oceano. Per questa ragione noi abbiamo lanciato una pubblicazione, l'abbiamo voluto chiamare il Curriculum Blu, che aiuta gli Stati a iniziare un processo di riforma dei programmi scolastici, che è un processo molto molto complesso, però noi forniamo delle indicazioni anche e facendo capire che non si tratta solo di comprendere di più o conoscere di più il mare, ma si tratta anche di avvicinarsi di più al mare, lavorare perché i ragazzi trovino questa loro connessione col mare, che molto spesso manca, perché magari viene visto solo come un luogo in cui si va d'estate, ma invece è proprio ricreare questa connessione e far capire quanto importante sia per tutti noi. E infine lavorare sulle competenze, cioè fare in modo che, appunto, come dicevamo prima, questi ragazzi possano comprendere che dal mare, dalla sostenibilità del mare, ci sono enormi opportunità di lavoro. Un successo al quale tieni particolarmente del tuo programma, dice questa cosa abbiamo lavorato ed è diventata realtà. Allora, abbiamo lavorato a un programma globale di educazione all'oceano, quindi di Ocean Literacy, con i ragazzi dei licei di tutto il mondo, quindi da Australia, Sudafrica, Perù, Brasile, Italia, Portogallo, gli abbiamo fatto non solo una prima parte in cui noi facevamo attività educative nei loro confronti, ma poi gli abbiamo detto ora tocca a voi, e quindi gli abbiamo chiesto di sviluppare delle idee di progetti per tutelare il nostro mare, e appunto proprio alla conferenza di Lisbona, davanti a capi di Stato, abbiamo premiato 2 ragazzi peruviani che hanno sviluppato delle idee meravigliose, età 13-15 anni, e devo dire che eravamo tutti davvero a bocca aperta anche per la sicurezza con la quale loro presentavano le loro idee davanti a... Meravigliosi i ragazzi quando si appassionano di qualche cosa, che la sentono giusta proprio nell'animo, come riescono poi a perdere qualunque... Esatto, e la cosa bella è stato che anche, ovviamente abbiamo invitato anche i professori, e per me il grande successo è stato che i professori ci hanno detto molto spesso siamo subissati di richieste, di programmi, di progetti, ma ci vengono imposte delle regole fisse. Voi avete dato spazio alla nostra creatività e questo ci ha permesso veramente di esprimerci, e anche ai ragazzi di esprimersi, specialmente in un momento in cui il Covid ha creato veramente grossi problemi al sistema educativo, una libertà di comprendere, ok, io ho il mio ruolo da giocare e posso davvero dare quello che è la mia inclinazione, il mio talento per un obiettivo comune. Certo, torno da Valeria Mangani, Presidente Sustainable Fashion Innovation Society. Parlavamo prima del fatto che nella Salvamare non c'è l'obbligo di etichettatura ambientale che c'era all'inizio, dicevamo che sarebbe dovuta stare nella legge per evidenziare appunto il rilascio di microfibre, dei prodotti tessili, eccetera. Voi come 2000 aziende sareste disponibili, favorevoli? Assolutamente, serve assolutamente questo tracciamento. È importantissima la blockchain in questo frangente, l'innovazione. Non c'è, guardate, nessun settore al mondo che è più in disruption, come usano dire adesso, questa parola ne stanno abusando, ma è veramente il settore della moda, cioè sta cambiando totalmente. La legge Salvamare gli ha dato una spinta incredibile, perché ora, grazie alla legge Salvamare, tanti produttori possono
prendere proprio queste bottiglie Francia, ripescate. per esempio, già ci sono anche l'etichettatura. Francia, Spagna, EcoAlf c'era, ma ora in Italia abbiamo Gyre, abbiamo tantissime associazioni che stanno lavorando su questo grazie alla legge Salvamare, perché prima appunto non potevano portare a riva nulla i pescatori, e queste sono cose importantissime perché comunque ci fa stare up to date, anche a noi non ci fa stare indietro, perché ma come, noi siamo gli inventori del Made in Italy e abbiamo il design più bello al mondo, siamo amati nel mondo per il nostro Made in Italy, e poi abbiamo delle legislazioni, delle legislature e delle leggi e delle attuazioni che rendono poi impossibile, inattuabile qualsiasi cosa, insomma, virtuosa che ci serva a fare. Perciò su questo dovremo lavorare in futuro, già ce lo siamo detti con Mare Vivo, assolutamente. L'unione fa la forza, e confidiamo nel nuovo governo che faccia veramente, avevano parlato di un Ministero dell'Ambiente, anzi del mare, scusate, ecco, noi ne sta parlando. infatti dal punto di vista dei costi, no? Stavamo parlando prima che si riesce a arrivare a una borsa dalle reti di pesca. È, come dire, più oneroso, è vero che poi c'è l'analisi costi-benefici nella quale inserire anche il benessere delle generazioni future, quindi parliamo però proprio dei costi specifici di euro. Non è più oneroso riciclare plastica già esistente rispetto che a creare della plastica. Quindi non c'è neanche questo novo. come alibi. No, non c'è neanche questo come alibi, perché ci sono appunto virtuosismi incredibili che vengono attuati nei porti, addirittura con presse che insomma, rendono piccoli anche tutti questi rifiuti che vengono ripescati, e perciò vengono trasportati a livello elettrico nelle varie fabbriche e lì vengono tessute. Lì è esattamente in filiera, è la stessa cosa crearla ex novo o diciamo usare una plastica che già c'è, perché quindi comunque il momento della fusione si va sciolta. Non ci sono scuse, non ci sono alibi. Non ci sono scuse, allora, un ultimo assolutamente. giro veloce con le nostre ospiti. Allora, Raffaella Giugni, premi per i virtuosi potrebbe essere una tecnica, cioè istituire a livello vostro, oppure cercare di coinvolgere le istituzioni, perché forse potrebbe, è un po' il discorso che facciamo anche degli influencer, no? Ormai il mondo va in questa direzione. Certo, assolutamente. Social. I premi per i virtuosi sono sempre un successo, diciamo, e comunque però le due cose devono andare insieme, bisogna capire perché lo facciamo, perché quello è il drive maggiore, no? Che abbiamo. Dopodiché il premio sì, è una cosa in più. Se pensi ad esempio, noi abbiamo fatto una campagna per il recupero delle bottiglie di plastica in PET con delle macchine compattatrici dove tu metti la bottiglia e hai uno scontrino che poi diventa uno sconto, una cosa. Effettivamente, pensa che c'era in Grecia quasi 20 anni fa. Effettivamente sono sistemi che funzionano, però credo fermamente sul fatto che funziona ancora di più la convinzione di quello del perché facciamo le cose, perché alla fine non possiamo premiare tutto e tutti, c'è talmente tanto da fare, per cui la premialità sicuramente aiuta, però quindi serve comunque una corretta informazione, esatto, anche per discernere quando invece ci sono operazioni di greenwashing, bluewashing, cioè facciata ambientalista e poi dentro sotto sì, diciamo che poco. Su questo siamo proprio d'accordo con Francesca, l'UNESCO eccetera, cioè bisogna lavorare sulla conoscenza, la consapevolezza, e tutto il resto aiuta, però quella è la base un po' di tutto. C'è un po' di moda di greenwashing, ci sono delle aziende che insomma un po' si ammantano. Bisogna stare molto attenti, anche noi che appunto le aziende per noi sono importantissime per poterci permettere di fare il nostro lavoro, ma bisogna stare molto attenti. Per esempio noi scegliamo sempre partnership con aziende che veramente hanno nella loro politica industriale un progetto verso la sostenibilità, che sia reale, che non è solo un una tantum, non è solo un'operazione appunto di facciata, ci deve essere dietro un piano industriale serio che porta verso la sostenibilità reale. Quindi quello poi si riallaccia a quello che diceva lei, no? Quello che diceva sul fatto dell'educazione, capire, imparare, sapere di che cosa si parla e quindi riuscire a smascherare eventuali operazioni di facciata. Molto attenti,
bisogna stare molto attenti, però io credo che oggi le aziende stiano facendo grandi passi avanti in questo senso, anche perché hanno capito che investire nella sostenibilità è un vantaggio economico, cioè a parte diciamo il buonismo e vogliamo ma anche un ritorno d'immagine. ma c'è un ritorno economico importante a breve ma anche a lungo termine, quindi le aziende diciamo che hanno una visione investono bene nella sostenibilità. Bisogna essere un po' proiettati al futuro. Sì. Arianna Mancuso, biologa, ci sono anche tanti altri modi, stavo dicendo, per far arrivare le persone a capire qualcosa. Uno che sta andando da alcuni anni molto forte, secondo me, sono tutti i programmi di citizen science, perché poi le persone messe lì sulla barca per fare l'avvistamento cetacei, per vedere quanta plastica galleggia, per salvare la povera tartaruga che ha la cosa di plastica, lì che tocchi con mano, allora capisci, entri in un sistema che ti era sembrato fino a quel momento lontano. Esatto, sì, i progetti di Citizen Science stanno andando molto, io ci credo molto in questi progetti, il mio gruppo di ricerca ne fa diversi e anzi è stato uno dei pionieri addirittura nel 1999 con il Marine Science Group del professor Goffredo a fare il primo progetto di Citizen Science sui cavallucci marini in Mediterraneo. Perché appunto c'è questo coinvolgimento dei cittadini, di tutta la comunità, può farlo chiunque, non serve avere alcun livello di istruzione particolare o delle età particolari, perché comunque si viene accompagnati da gente invece formata, quindi in questo caso da ricercatori, e permette di appunto, per esempio, quelli che facciamo noi, di monitorare la biodiversità del mar Mediterraneo attraverso sia i subacquei ma anche gli snorkelisti, quindi anche la gente normale, i bambini che fanno snorkeling in spiaggia. E questo è molto importante per noi ricercatori perché ci permette di raccogliere molti più dati di quelli che potremmo raccogliere solo con le forze dei ricercatori, con i pochi fondi che ci arrivano, e poi perché ci permette di avere dati su un lungo periodo di tempo, grazie appunto a coinvolgere la cittadinanza per tanti anni. Ci sono dall'altro lato importantissimi, io per esempio conosco anche Tetis come organizzazione che lo fa da tanti anni, nel santuario Pelagos eccetera, e comunque si riferiscono a loro anche studiosi dal resto d'Europa per esempio, e questo è importantissimo. Esatto. E il fatto di venire coinvolti permette proprio alla gente di imparare molte cose che non sanno, molte curiosità su questo mare, anche cose veramente curiose, interessanti. Anche solamente sentire il suolo, no? del capodoglio, il click, cioè quando tu te lo senti lì che stai mappando insieme al ricercatore che ti dice cosa fai e ti dice che cos'è e perché e tutti i rischi che produce l'inquinamento acustico, che poverini si spaventano, cioè quando poi lo vedi veramente è un po' un altro effetto. Quindi, insomma, ma anche quei progetti di Citizen Science che vanno per esempio solo in spiaggia, quindi senza pensare a organismi come appunto mammiferi marini che sono un po' nell'immaginario però quelli sono però anche solo portarli in spiaggia a vedere per esempio l'anemone di mare che si trova, la marina che non va presa, poverina, perché sennò la temperatura. Sono organismi che si trovano anche ancorati appunto sugli scogli, sui pontili, quindi sono veramente presenti ovunque e purtroppo la gente non sa della loro presenza, non li conosce, e quando solo gli spieghi qualche curiosità rimane veramente stregata e affascinata, ed è lì che secondo me riesci poi ad arrivare e a far sì che da qualcuno di esterno diventi le persone possano sentirsi veramente coinvolte, quindi imparare ad amare veramente il mare e solo così poi riuscire a proteggerlo e a conservarlo. Sì, ha ragione Arianna, scusa se vai, prego, assolutamente. Perché effettivamente noi lo vediamo nel nostro lavoro, la gente non lo conosce il mare. Che sembra incredibile con tutte le nostre coste. Non è un ambiente a noi non è un ambiente familiare, siamo abituati alla campagna, siamo abituati alla natura, però il mare è veramente una cosa che deve essere scoperta. Alcuni hanno anche un po' paura perché c'è il timore. C'è molta paura. Il paradosso dei grandi nuotatori tipo Federica Pellegrini che lo dice, che lei nuota, come sappiamo tutti meravigliosamente, però non va al mare dove non tocca. No, quindi non c'è l'esperienza. Il blu fa un po' paura. È vero che una delle cose che fa Mare Vivo da sempre è quella dei bambini, li portiamo nell'acqua a vedere, perché delle volte è quello che fa la differenza appunto e ti insegna ad amare qualche cosa e quindi a proteggerla. Quindi c'è molto da fare. C'è molto da fare, assolutamente. Torno anche da Francesca Santoro. Parlavamo prima del discorso del greenwashing e blue washing. A livello internazionale è diffuso come è diffuso da noi? Crea dei problemi come da noi o è un fenomeno più italiano? No, assolutamente è un fenomeno che esiste dappertutto e soprattutto a me
preme sottolineare anche che non si tratta solo di aziende che fanno finta di essere impegnate sulla sostenibilità e poi invece non lo sono, oppure fanno cose di facciata. Esistono anche purtroppo delle organizzazioni, associazioni che si presentano come esperti di questi temi ma che poi non lo sono affatto, proprio perché sedicenti esperti o anche che si ritrovano a lavorare in zone che non sono zone conosciute da loro. A livello internazionale c'è questo termine che è stato coniato che si chiama parachute science, ovvero arriva il ricercatore dalla Germania a studiare le barriere coralline. Cosa succede a Napoli? Esatto, fondamentalmente questo, e poi va via, raccoglie i suoi dati e ritorna nel suo laboratorio meraviglioso. Di sana umiltà, no? E quindi invece è importante lavorare con gli esperti ricercatori che conoscono bene quel territorio, perché vuol dire che hanno serie storiche, che conoscono bene l'evoluzione anche di quel territorio, per cui è importante sicuramente fare in modo che di nuovo tutti abbiano gli strumenti per poter, diciamo, trovare quegli elementi che ti permettono di dire beh, forse qui devo prestare un pochino più di attenzione a quello che mi viene proposto, anche nelle scuole. Per esempio, parlavo qualche giorno fa con una rappresentante del Ministero dell'Istruzione perché vorremmo organizzare in Italia il primo congresso italiano dedicato proprio all'educazione al mare. E dicevamo quanto poi molto spesso le insegnanti sono quasi, diciamo, troppo coinvolte, gli vengono proposti 1000 progetti magari da persone che non hanno quella formazione pedagogica per poter parlare con i ragazzi. Quindi saper selezionare e capire. Saper selezionare, fornire gli strumenti e dire attenzione, perché soprattutto parlare di questi temi in generale è complesso, perché vanno presentati in un certo modo, bisogna evitare il catastrofismo, bisogna trovare quella chiave anche emotiva, no? Per spingere le persone poi ad agire. E immaginiamoci con i ragazzi, con i bambini piccoli, perché cerchiamo di iniziare a parlare di questi temi veramente dall'asilo. Noi adesso iniziamo un progetto di un asilo della Laguna a Venezia, quindi basato sui principi dell'outdoor education, quindi portando veramente i bambini in laguna. Per fare questo ci stiamo affidando a delle persone che sono esperti di pedagogia, quindi per me è importante sottolineare che siccome adesso il tema della sostenibilità è di moda, che sia importante fare in modo che ci siano dei criteri per poter valutare quello che ha un valore e poi soprattutto che ha la capacità di avere un impatto reale. Come diceva Arianna, non abbiamo tempo da perdere. Alcuni ricercatori hanno detto 10 anni, abbiamo 10 anni davanti a noi per salvare il nostro oceano. Forse anche meno. Quindi vuol dire che non possiamo sprecare risorse. Abbiamo visto quei dati sulle temperature. Sì, certo, l'estate scorsa è stato un, diciamo, abbiamo avuto queste ondate di calore marino cosiddette che ci hanno veramente spaventato e hanno fatto diventare il nostro mare un mare tropicale. Quindi non abbiamo né tempo da sprecare né risorse da sprecare, quindi significa che queste risorse devono essere allocate a quei progetti che hanno poi la potenzialità di avere il reale impatto di cui noi abbiamo bisogno. Una battuta finale con Valeria Mangani, parlavamo prima di influencer e quanto è importante, c'è un influencer Elisa, triestina tra l'altro, di qui, che adesso sta facendo proprio non so bene in che occasione, comunque per l'ambiente sta indossando solamente abiti sostenibili. Lo so, perché abbiamo fatto prima del concerto di Elisa per SDG Action Campaign una bellissima riunione a Roma, all'Auditorium, proprio intervistando 2 stilisti che avevano vestito Elisa in tour. E 2 stilisti naturalmente sostenibili, io quando dico moda sempre sostenibile. E lei è veramente un'eroina in questo, perché ha una consapevolezza altissima, perciò può essere sicuramente di traino e di aiuto. Io vorrei che i nostri influencer in realtà, a parte le cantanti e le blogger e le attrici, fossero i nostri politici, perché sono loro che devono veramente cambiare le cose. Ecco, io per esempio siedo al tavolo della moda del Ministero Sviluppo Economico in rappresentanza della moda sostenibile, per chiedere appunto mozioni parlamentari, leggi, premiare i manufatturieri che eliminano
fibre tessili sintetiche acrilici dalla loro filiera produttiva, e vorrei che veramente, ecco, i nostri influencer fossero il futuro, anche dall'alto in questo senso, perché comunque sono loro che in realtà poi devono cambiare le leggi. Allora, abbiamo detto il nostro panel quasi interamente femminile. Sì, qui non ci servono le etichette, ecco. Esatto, però dobbiamo anche ricordarci che i primi custodi del mare sono i pescatori, e per questo io invito sul palco Maurizio Urizio, direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia. Prego, venga qua. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno, abbiamo detto già qualcosa sulla pesca ecosostenibile, che è proprio il focus, no, di quello di cui vi occupate. Sì, io di fatto sono contento di intervenire dopo le relatrici e di portare assieme all'ex ministro Chini la quota blu nell'ambito dell'economia blu, e quindi di valorizzare anche questa quota. Porto i saluti dell'assessore Stefano Zanier, assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, che ha chiesto di portare il nostro contributo in questa importante giornata. Vedo tanti ragazzi giovani che sono i primi soggetti che devono essere mirati nei messaggi che oggi devono arrivare ai pescatori, che sono i custodi del mare, i veri custodi dell'ambiente. Pescatore custode del mare cosa vuol dire? Vuol dire che il pescatore è il primo soggetto che ha interesse a tenere un mare pulito, un mare in ordine, un mare che è il luogo in cui lui trae la vita, in cui lui opera, lavora e produce reddito per se stesso e per la propria famiglia. Quindi la raccolta delle plastiche che la legge 60/2022 consente, la legge Salvamare, di fatto gli consente di poter raccogliere queste plastiche che fino a poco tempo fa non poteva raccogliere, e di tenere un mare pulito, un mare in ordine, assieme a una pesca sostenibile. Una pesca sostenibile vuol dire che il pescatore pesca delle risorse inferiori a quelle che si producono, garantisce la crescita degli stock ittici, tutela la biodiversità, lo stato ecologico del mare, e di fatto va a proteggere quegli habitat che abbiamo visto, come per le aree naturali marine protette, consentono dei bacini di riproduzione del pescato. Di fatto il pescatore, le imprese della pesca e dell'acquacoltura creano sinergie anche con il turismo, con la ristorazione, con le filiere locali. Non è un caso, o sembra un caso, che la legge 61/2022, quindi la legge che è stata promulgata subito dopo la legge 60, interessi proprio i prodotti a chilometro zero e le filiere corte. Quando l'ex ministro Clini viene a Trieste, vuole mangiare il pesce di Trieste e ragionevolmente vuole che sia cucinato secondo la tradizione triestina, così come quando va a Grado e quando va a Marano, no? Per cui di fatto questa sinergia che si deve creare tra la pesca e gli altri settori consente alla pesca di sopravvivere. Teniamo presente che il mestiere delle imprese della pesca e dell'acquacoltura è un mestiere difficilissimo. I cambiamenti climatici, la variazione dell'ossigenazione, la temperatura diversa, la diminuzione di nutrienti, le specie esotiche invasive rendono questo lavoro veramente complesso. La possibilità che è stata data alle imprese della pesca e dell'acquacoltura di raccogliere le plastiche comporta una grandissima opportunità per continuare a gestire il mare in maniera sostenibile. Un'osservazione importante che ci tengo a fare è che la sostenibilità deve essere sia ambientale, ma deve essere sempre anche considerata come sostenibilità economica e sociale, per permettere di trovare quel difficilissimo equilibrio che va valutato tempo per tempo, che consente alle attività produttive di raccogliere quel pescato che dopo finisce sulle tavole di tutti noi e delle nostre famiglie. Un tema sulla plastica rilevante è il fatto che quando è stata creata si conoscevano tutte le sue grandi virtù, che ci sono anche oggi, si sapeva che aveva un tempo di decomposizione molto lungo. Forse in quel momento non si conosceva il tema della microplastica, quindi il fatto che queste plastiche... Adesso siamo anche alle nanoplastiche. Adesso siamo addirittura alle nanoplastiche, arrivassero a delle dimensioni tali da venire ingerite dalla catena alimentare e comportare una pressione rilevante sulla popolazione. Servono anni per comprendere
la delicatezza di questi sistemi e per saperli affrontare. Quindi una tematica di voi giovani è quella di essere bravi nel capire velocemente quali sono le criticità e portarle all'evidenza dell'opinione pubblica, della parte politica e della parte legislativa. Chiudo questa chiosa segnalando che fa riflettere come sia stato necessario tanto tempo per arrivare alla legge Salva Mare. È una legge molto semplice, è una legge che consente ai pescatori quasi intuitiva, quasi doveva intuitiva, essere, no? Perché insomma quanto ci vuole a normare una cosa di questo genere? Pesco la plastica e la posso conferire. Adesso, ecco. Detta proprio brutale, però. Esatto, e i pescatori per anni non hanno raccolto i rifiuti in mare che avrebbero potuto raccogliere perché rischiavano illeciti penali e addirittura avrebbero dovuto essere iscritti all'albo dei gestori ambientali per poter raccogliere la plastica. Ed è significativo come questa legge incontri sia il favore dei pescatori che il favore dell'ambiente. Ma la tematica è quanto tempo serve per arrivare a una soluzione facile, condivisa, che dà soddisfazione a tutti. Quindi il tema dei decreti attuativi è un tema attuale. Quanto ci vuole ancora ai decreti attuativi? Per avere la legge e ancora siamo a zero sui decreti attuativi, quindi chi lo sa. Quindi un'osservazione anche alla politica sulle tempistiche dei provvedimenti. Speriamo meglio. Allora, io ringrazio tantissimo tutti i miei ospiti. Per ultimo, visto che è stato unico uomo, ringraziamo e facciamo un bel applauso a Maurizio Urizio, direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Raffaella Giugni, responsabile relazioni istituzionali Mare Vivo. A risentirci, arrivederci, grazie. Arianna Mancuso, biologa e ecologa marina, Università di Bologna, Francesca Santoro, Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO e Valeria Mangani, Presidente della Sustainable Fashion Innovation Society. Grazie mille, grazie a tutte e mi raccomando voi impegnatevi nei piccoli gesti di tutti i giorni. Grazie. Grazie.